Dammi una lametta che mi taglio le vene. Diventa bianca questa notte da falene. Promette bene, sì, promette tanto bene, ma dammi una lametta che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene, ma dammi una lametta che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria! Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop! Senti come affetta questa lametta, da destra verso il centro, za, dall'alto verso il basso, zi. Che gusto che nesta. Gimme, allora stop! Senti come taglia questa canaglia, ma che puntiglia. Gimme, allora stop! Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Mi faccio meno male del trapianto del rene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene, dammi una lametta che dammi una lametta che mi sgaro le vene. Questa era Donatella Rettore con Lamette, perché in effetti a giudicare dal funzionamento dei surrogati di Skype che ci ha offerto la Microsoft, uno sarebbe anche tentato di mettere su questo disco ogni mattina, però noi siamo fiduciosi, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 6 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che io sto conducendo in sostituzione di Sammy Varin, le videopillole e molta altra bella robina ancora. Allora 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e poi 02 9294 7222 per il telefono quando lo dirò io. Oggi tra l'altro staremo insieme un'ora in più perché è martedì e come ogni martedì c'è Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini e si parlerà, va a San dire, ovviamente anche della Romania. Adesso io saluto il nostro pastore di onde, il grande Francesco, che ringrazio come sempre, gli auguro buon lavoro e buona giornata e cominciamo con le agenzie di questa mattina, anche perché il tema di oggi è Gaza, seguito dalla Romania. La Verità pubblica un interessante dossier sull'AfD, sul modo in cui i servizi segreti hanno formulato questa accusa, insomma, di neonazismo nei confronti del partito tedesco, portandolo quindi alla richiesta di cancellazione. Vedremo se avranno i voti in Parlamento per farlo.
Israele che appunto vuole prendersi Gaza e poi il conclave domani alle 16:30, se Dio vuole, si comincia, ci sarà la prima votazione, ci sarà soprattutto la missa pro eligendo pontifice in cui il cardinale re, il decano dei cardinali, traccerà un identikit del Papa, sarà ancora del futuro Papa, sarà molto interessante cogliere i messaggi trasversali che viaggeranno dentro questa omelia, ma adesso cominciamo con le agenzie, eccoci qua sull'ANSA, e si parla appunto di Gaza, Medio Oriente. Netanyahu: siamo alla vigilia di un'invasione massiccia a Gaza, su raccomandazione dell'IDF, commissione sul 7 ottobre dopo le IDF, che è appunto le forze armate di Israele, azione in vaste aree, ma non dove sono gli ostaggi, proteste, scontri a Gerusalemme contro l'operazione a Gaza, manifestanti bloccano le strade davanti agli edifici del governo, l'UE: Israele revochi il blocco a Gaza, preoccupa il piano di estensione. Ancora gli internazionali di tennis, a Roma il Sinner Day, ma l'obiettivo è Parigi. Maltempo, in Veneto salvate 15 persone dalle auto bloccate per l'alto livello dell'acqua. E poi il rito verso il conclave, ufficiali e addetti hanno giurato il segreto assoluto. Sono tutte quelle persone che collaboreranno assistendo i cardinali nel corso dell'elezione pontificia. Andiamo a vedere invece la BBC che apre con una notizia di stanotte. Un attacco di droni ucraini comporta la chiusura degli aeroporti moscoviti, e quanto dice la Russia sul tema. E ancora, che cosa il nuovo primo ministro canadese Mark Carney si può aspettare dall'incontro con Trump, perché naturalmente bisognerà vedere anche diciamo, i precedenti incontri che ci sono stati tra i primi ministri canadesi neoeletti e gli inquilini della Casa Bianca, per vedere un po' su quali parametri si potrebbe muovere questo dialogo, se ci sarà il dialogo, tra l'altro, tra il buon Trump e Carney. Adesso noi ce ne andiamo dritti a vedere le prime pagine dei quotidiani. Oggi abbiamo tempo, quindi ci diamo anche una bella occhiata ai quotidiani regionali. Eccoli qui. Intanto cominciamo con i quotidiani nazionali. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, apre con Gaza e poi c'è ovviamente la Romania. Il Fatto: mire sulla striscia, Netanyahu: i Gazawi saranno spostati a sud, prevista una distribuzione del cibo che escluda Hamas. Israele progetta l'invasione massiccia, l'occupazione e lo sfollamento dei palestinesi. E scontro tra governo ed esercito su aiuti alimentari e rischi per gli ostaggi. Di spalla il conclave, oggi le ultime congregazioni dei cardinali, cerca una guida l'umanità smarrita. Parla anche l'arcivescovo emerito di Genova, nonché già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Angelo Cardinal Bagnasco. Stiamo formando un grande mosaico. Lui ha sempre queste espressioni così zucchero filato, vaporose come lo zucchero filato. Bucarest invece, qua si parla di Romania. Prime conseguenze del successo del candidato antisistema, crisi di governi in Romania, il voto e il dilemma democratico. Marta Ottaviani riferisce da par suo da Bucarest. Tra l'altro il Corriere della Sera oggi ha un'intervista con Simeon, che è uscito, ripetiamo, vincitore con il 40% dei suffragi dal primo turno delle elezioni presidenziali. Poi vedremo che cosa ha in testa e come ragiona questo signore. Corriere della Sera, il mitico Corrierone: Israele pronto a occupare Gaza, sposteremo centinaia di migliaia di palestinesi, tensioni a Gerusalemme, timori per gli ostaggi, l'UE: siamo preoccupati. Netanyahu: sì al piano, invasione massiccia, attacca nello Yemen, morti e feriti. Vedete qui a sinistra il conclave, domani il primo scrutinio, Ponte e Pastore, dai cardinali l'identikit del Papa. Di spalla poi ci sono due commenti, anzi un commento di Antonio Polito: perché Berlino ora è più vicino. Invece a destra, lo vedete qui di spalla, dopo il voto parla Simeon, la Romania segue l'esempio dell'Italia. Vedremo poi cosa dice. Referendum, la scelta degli alleati, ira dei promotori e scontro sull'invito all'astensione.
Verona, sentenza contro un genitore, non paga gli alimenti, multa di 100 euro al giorno. E poi la fotonotizia a centropagina, eccolo qui, concentratissimo con la sua racchetta. Tennis, il numero 1 a Roma, c'è chi mi ha deluso, non dico chi. Sinner è tornato, non ho paura. Il Fatto Quotidiano, andiamo a vedere cosa dice. A morte Gaza, le IDF contro il governo, così addio agli ostaggi. Bibi occupa e deporta, in UE è vietato parlarne, nuova escalation, il piano di Israele è di reinvadere la striscia, trasferire verso l'Egitto i palestinesi, ma l'Europa dice di no persino a discuterne. Ancora, nazionalisti in poll al ballottaggio, Romania, Simeon al 40% annuncia il mio premier sarà Georgescu, per lui la prima rivincita in tribunale. E poi il conclave di domani, Parolin 60 voti, poi Pizzaballa e un anti-Trump. Quindi vediamo che cosa succede. Non lo so, vi dico la verità, negli ultimi giorni, anche a vedere tutta questa ondata di feccia che sta avvenendo contro i candidati più in vista, lascia presagire che potrebbe non essere una cosa liscia come l'olio, come molti si aspettano. Il Giornale, governo al lavoro, stipendi più alti, ecco il piano, il DDL leghista per aiutare gli under 30 con sgravi, IRPEF ridotta, flat tax al 5%, ne parleremo nel corso della nostra rassegna. L'intervista a Zaia, i bambini in moschea, si è oltrepassato il limite, Zaia ha molto da dire su questo tema e vedremo come. Accuse da Londra, mala giustizia e tempi lunghi, il Financial Times riscopre il siluro italiano. Donna forte in Europa, Die Welt elogia la Meloni, voto in Romania, Giorgia sente Simeon e poi tensione tra esercito e governo. Israele promette così invaderemo Gaza, via libera di Netanyahu all'operazione, palestinesi spostati a sud. Domani il conclave, le congregazioni tra i cardinali vince la continuità, accuse dossier, le ombre cinesi su Parolin, Papa, perché sostanzialmente è accusato di aver calato troppo le braghe col regime autocratico dei cinesi. In realtà il discorso è un po' più complesso, come avrebbe detto uno che di Vaticano se ne intendeva, che era Giulio Andreotti. Il Tempo, pazza idea, un papa scelto fuori dal conclave, fra i cardinali c'è chi vuole optare per un non elettore o un vescovo senza porpora, e dietro il Totopapa le manovre delle confraternite più potenti, dai focolarini all'Opus Dei. Sì, in teoria potrebbero farlo, ma insomma è da un bel pezzo che non accade. Poi vi ricordo che i requisiti per l'elezione a Papa sono essere di sesso maschile, dotati di sufficiente uso della ragione, battezzati, non eretici né scismatici, quindi io potrei essere validamente eletto. Ancora, Rita Cavallaro, la firma di Parolin e quell'ordine di Bergoglio, si parla ovviamente di questa storia del Palazzo di Londra, che poi ha visto Becciu pagare per tutti, almeno in primo grado. Il conclave ai tempi dei social, le palate di fango. Poi qua a sinistra, lo vedete, il dibattito sul referendum. Il referendum della discordia, Tajani sul Jobs Act, non votate, Schlein attacca, ma lo disse Napolitano, Nannicini, Renzi, l'ipocrita e il PD. Nuovo sistema di voto, legge elettorale, Fratelli d'Italia accelera e li attacca, il PD si spacca. La polemica, Macron e il vertice sulla ricerca con von der Leyen, Bernini solo annunci. E poi vedete il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, Trump riapro Alcatraz tra paura e leggenda. Trump si volta verso J.D. Vance e gli chiede: che dici se riapro Alcatraz? Mi sa che è più facile che diventi papa. Sfizioso, date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, invaderemo Gaza e bufera su Israele, approvato il piano Netanyahu per l'occupazione della striscia, controllo dell'acqua, del cibo e delle medicine, raid sullo Yemen. Scienziati, venite in Europa, vertice da Macron, irrita Roma. La Commissione UE lancia un piano da 500 milioni per attrarre scienziati dagli USA. Il progetto presentato a Parigi da Macron con la presidente von der Leyen ha irritato il governo italiano.
Ancora l'appello di Elkan e De Meo, Bruxelles si muova per l'auto. Il personaggio Sinner al Foro Italico, eccolo qua, il ritorno del re. Conclave, le ultime trattative segrete, scrive il collega Jacopo Scaramuzzi. La Stampa, fotonotizia che è anche apertura del giornale, spaziamo via Gaza, Netanyahu pronta all'invasione massiccia, trasferiremo i palestinesi, la protesta dell'ONU, ostaggi, la rabbia delle famiglie e poi scontro sul nome del Papa, il conclave parte al buio, ancora stallo tra i cardinali, oggi l'ultima congregazione, domani le votazioni. Ora viene la verità, ora finalmente smettiamo di giocare. La verità, Germania ai confini della democrazia, microspie infiltrati e 70 milioni, così gli 007 hanno incastrato AfD. La carissima operazione a suon di intercettazione agenti provocatori ha portato il secondo partito tedesco, ora divenuto primo, sull'orlo della messa fuori legge. L'accusa è di svalutare migranti e musulmani. La replica, posizioni pubbliche, vi denunciamo. Romania, vince il candidato anti-UE, Trump e Giorgia più forti, ma parte il piano per isolarlo. E ancora, Renzi li dava ai parenti, ma i renziani attaccano sui regali che il Premier consegna a Palazzo Chigi. Ecco in questa fotonotizia i pochi regali che Renzi non si è portato a casa. Vedete un modellino di un Airbus della Turkish Airlines, poi vedete cosa sono quelle bottiglie probabilmente di vino, chi lo sa, un quadro con Leone che guarda tutto questo un giorno sarà tuo, un ritratto di Renzi con una, devo dire, elegante regimental, e un altro quadro di un bambino, insomma, poca roba. Parolina Erdò e scontro tra i due papabili, il cardinale ungherese, punto di riferimento dei conservatori, smentisce le voci di accordi col segretario di Stato di Francesco, sul conto del quale aumentano le critiche. Interviene pure l'ambasciatore di Budapest. Ora, c'era un altro cardinale che era Agostino Casaroli, un eroe della diplomazia vaticana, il quale diceva che le smentite non si danno mai perché sono notizie date due volte. Erdò, che cosa stai facendo? L'Emilia Romagna alza il ticket sui medicinali, i Dem si riempiono la bocca con la sanità, ma nelle loro regioni stangano i cittadini. Il WOC a scuola, genitori, usate il consenso informato per proteggere i vostri figli. Libero che fa un titolo nel quale mi ritrovo pienamente, vergogna a Napoli, tornano i negozi vietati agli ebrei, vergognatevi davvero, vergognatevi voi che lo fate. Dopo il caso degli israeliani cacciati dal ristorante, regalati agli esercenti adesivi con la scritta sionisti non benvenuti. Maxi raid sullo Yemen, Israele prepara la resa dei conti a Gaza, altro che festa del lavoro, un maggio da record, uno sciopero al giorno, sinistra ipocrita sui referendum, l'astensione è grave solo se la fa la destra. L'ultima trovata delle femministe, il nuovo business furbetto della pornografia per le donne e poi la lezione dei classici, così leggere Dante può aiutare i grandi manager. Andiamo a vedere i quotidiani economici, eccoli qua, abbiamo Italia Oggi. Italia Oggi si apre con le cartelle, 250.000 riammessi, rottamazione quater, chiusa la finestra di riapertura con la metà delle adesioni previste, le entrate invieranno i piani di pagamento aggiornati entro fine giugno. Cristina Bartelli e la collega Stellato a pagina 21. Ancora elezioni, bene PD e Fratelli d'Italia, dimezzata la Lega, battuti i 5 Stelle, il centrodestra spera nei ballottaggi, Carlo Valentini ne parla a pagina 11. In alto Massimo Solari, big politici di tutto il mondo sono ingolositi da 1 miliardo di fedeli, ma non controllano il conclave. E ancora, al via la campagna, il claim Very Normal People di RTL 102.5 compie 20 anni. Legge di bilancio, più tempo a disposizione per vendere prima casa senza perdere agevolazioni. Lo spiegano le agenzie, lo spiegano l'agenzia, lo spiega l'agenzia delle entrate. Diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, andiamo a vederlo, eccolo qua. La crescita esponenziale del debito pubblico è forse il motivo principale dell'acuirsi delle tensioni politiche internazionali, Dazio, Ucraina, Taiwan, Congo, Palestina, eccetera. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il rapporto debito pubblico-PIL mondiale quest'anno sarà al 95,1%.
Nel 2019 era all'83,8. Gli stessi esperti del Fondo Monetario Internazionale spiegano che, se il quadro globale dovesse peggiorare, il rapporto potrebbe salire fino al 117% già nel 2027. A liquidare la corsa del debito sono proprio le due maggiori economie mondiali, Stati Uniti e Cina. Gli USA quest'anno sono al 122,5% contro il 108,2% del 2019. La Cina al 96,3% contro il 59,4% del 2019. Ci sono paesi che hanno indebitamenti percentualmente più elevati, come il Giappone al 234,9% e l'Italia al 137,3% del PIL, ma in valore assoluto il debito dei due giganti globali conta molto di più e continua ad aumentare, facendo crescere tensioni e conflitti. Insomma, la pace passa attraverso una buona manovra fiscale. Andiamo a vedere invece il Quotidiano di Sicilia. Ecco qua i nostri amici del Quotidiano di Sicilia: carceri, situazione critica in 6 regioni, allarme ambientale e igienico-sanitario. La denuncia della Corte dei Conti: emergenze in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia. Dalle province: Palermo, utili in crescita, MG Energia ok al bilancio, mentre invece sulla politica nazionale, scontro politico in vista del voto, Tajani: non condivido i quesiti, Schlein: votare anche per fermare la strage sui luoghi di lavoro, referendum, Forza Italia invoca l'astensionismo politico, PD e Alleanza Verdi Sinistra replicano irrispettosi della democrazia. Andiamo qua a vedere ora i quotidiani locali. Che ora si è fatta? Le 7:51. Siamo in perfetto orario. Brescia oggi, lago sovraffollato ai visitatori, iperturismo sul Garda, fronte sindaci anticaos, ipotesi tassa d'accesso. Corriere del Mezzogiorno, Campania, l'emergenza, lavoro, non si ferma la strage nei cantieri, operaio cade e muore. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, al San Nicola, il video shock che indigna la città, 2 aggressioni, un uomo picchiato sotto gli occhi del figlio, le immagini diventano virali. Corriere del Trentino, Trento premi ancora Ianeselli, accogliere e dare sicurezza. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, l'inchiesta e gli arresti, il delitto nel video di un testimone, ricostruito l'omicidio della Baita al Lago, un cliente ha ripreso tutto dall'auto in un parcheggio. Bergamo, l'assurdo destino dei De Simone, tutti devono interrogarsi, il dramma, 2 fratelli, 2 delitti. Brescia, le ricadute del turismo, un ticket d'ingresso per Sirmione. Milano, la pacificazione impossibile, Reimmigration Summit, io lo farei, Salvini apre al convegno dell'estrema destra, sparita la corona di fiori per Ramelli, miserabili, vi siete andati a prendere la corona di fiori di un ragazzo morto a 18 anni preso a sprangate dai comunisti, miserabili. Roma, internazionali di tennis, foro italico, tutti pazzi per Sinner. Corriere di Torino, criminalità, barriere, la guerra della droga. Corriere dell'Alto Adige, la sfida di Bolzano, Corrarati prenota la poltrona. Corriere di Bologna, Viale Aldomoro, scuola, conti, stop telefonini. Corriere Fiorentino, la Toscana, Airbnb, nuove regole con moratoria. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, il delitto di Pierina Paganelli, da Silva si alimenta, può tornare in carcere. Gazzetta di Modena, Viale Italia, 14enne travolta mentre va a scuola in bici. Gazzetta di Reggio, bandito armato di coltello rapina l'incasso in farmacia. Giornale di Brescia, Israele shock su Gaza, occupazione totale. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiana e Sud Milano, Senna Lodigiana, malore in ambulatorio, medico di famiglia in gravi condizioni, in elicottero al Niguarda. Giornale Milano, la semifinale del Meazza, la città nerazzurra trattiene il fiato, sfida col Barça tra impresa e disastro. Il Piccolo di Trieste, case di riposo, entrano i privati. Questo è il Piccolo di Alessandria, caso Pio Rinaldi, l'auto spostata da alcuni giovani, c'è un video. Secolo XIX, il piano di Israele contro Hamas, siamo pronti a occupare Gaza. Il Tirreno, Gariglio, Chelsea di Gianni. Gazzetta del Mezzogiorno, chi dopo Francesco? La nuova di Venezia e Mestre, morto per salvare l'amico. La Prealpina, una provincia sott'acqua. Poi cos'è questa? La provincia di Como, Regina, anche il maltempo, Dotti, Salvini venga qui. La provincia di Cremona, la mappa del disagio.
la provincia di Lecco, Lungolago, il porticciolo si fa, niente veleni nel terreno, la provincia di Sondrio, Giro d'Italia pronto al via, le nostre tappe in passerella, e poi chiudiamo con la Repubblica a Palermo, eccola qua, centrodestra, la Mina Lombardo nel PD e il giorno di Cracolici. 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp, e noi iniziamo a questo punto la nostra camminata tra i giornali di stamattina alle 7:54 con Gaza. E Gaza andiamola a vedere su Repubblica, eccola qua. Israele, l'assalto finale a Gaza, massiccia occupazione per sconfiggere i terroristi. Governo Netanyahu lancia l'operazione Carri di Gedeone, richiamati i riservisti, scatterà dopo la visita di Trump in Medio Oriente le critiche dei governi europei. In particolare, cosa si prevede? Si prevede che il nome biblico scelto per l'operazione è Carri di Gedeone, come il giudice israelita che sconfisse l'esercito dei Midianiti 5 volte più numeroso. Impegnerà migliaia di soldati riservisti affatto contenti della decisione, comporterà lo sfollamento di milioni di palestinesi. È un ultimatum ad Hamas che scatterà se non verrà raggiunta l'intesa per la liberazione dei sequestrati entro una decina di giorni, cioè quando si chiuderà la finestra di opportunità del viaggio di Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati, che termina il 16 di maggio. Si torna dunque al progetto di occupare quei 365 km quadrati di martoriata terra palestinese, come vuole da sempre l'ultradestra messianica che sostiene il governo Netanyahu, pur non essendo ancora chiaro se l'occupazione sarà totale o parziale, temporanea o definitiva. L'esercito prova a minimizzare, dice che non riguarderà le aree dove si sospetta siano nascosti gli ostaggi e parla solo di espansione delle zone cuscinetto, come quella che nel sud ha inglobato la città di Rafah e dove i Gazawi non possono né entrare né vivere. In queste ore la politica israeliana sceglie le parole che preferisce vedere nei titoli dei giornali per segnalare un cambio di passo che recupera l'architrave del famigerato piano del generale, ideato dall'ex consigliere per la sicurezza Jora Eiland e rimasto nel cassetto solo grazie alla contrarietà di Biden. Questo invece è il piano Netanyahu, suggerito dai vertici delle forze armate e approvato nella notte di domenica da un consiglio di sicurezza dove volano solo falchi e nessuna colomba. La strategia militare cambia, si passa dai raid mirati all'occupazione del territorio e al mantenimento della presenza israeliana a Gaza, col rischio, segnalato dal capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, che ha pensato il piano, di perdere gli ostaggi. Ma il governo ha deciso, per Gaza si apre uno scenario sinora evitato. Allora andiamolo a vedere questo piano a pagina 3 di Repubblica, tutti schedati nei campi, controllo di cibo e medicinali. Il nodo, tra l'altro, è sul tavolo da 12 mesi, tanti quanto dura la guerra a Gaza, e allora vediamo un po' che cosa succede. Il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva sbattuto sotto gli occhi del mondo questo piano già il 27 settembre scorso durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pur avendo perso capacità militari, i terroristi continuano a controllare Gaza, rubando il cibo che col nostro permesso le agenzie internazionali portano dentro, aveva detto. Hamas ruba il cibo, riempie le pance dei suoi uomini e poi rivende il resto a prezzi esorbitanti, arricchendosi. È così che resta al potere. Questo deve finire. Da ieri il piano di Israele, perché questo finisca, è diventato ufficiale con l'approvazione del governo. Il progetto a cui l'esecutivo ha dato il via libera, infatti, non prevede solo l'occupazione di Gaza, ma anche controllo totale di cibo, acqua, medicine e cure a cui i 2 milioni di palestinesi della striscia potranno avere accesso. L'idea è quella di far entrare nell'enclave 60 camion di aiuti al giorno, un decimo di quelli che arrivavano prima del 7 ottobre del 23, e concentrare la distribuzione soltanto all'interno dei campi sigillati, costringendo di fatto la popolazione a spostarsi al loro interno. I camion di aiuti dovrebbero raggiungere Kerem Shalom sul lato israeliano nel sud della striscia. Da qui, dopo essere stati ispezionati dai militari israeliani, potrebbero entrare. La scorta dei mezzi, così come la prima distribuzione degli aiuti, sarebbe nelle mani di contractor americani per evitare ogni contatto tra soldati israeliani e popolazione palestinese.
La distribuzione finale degli aiuti spetterebbe poi al personale di Nazioni Unite e organizzazioni internazionali, a cui solo all'interno dei campi sarebbe consentito operare. Gli aiuti sarebbero riservati ai palestinesi che precedentemente avessero accettato di farsi registrare con un sistema di riconoscimento elettronico simile a quello che Israele già utilizza in diverse aree della Cisgiordania. L'ammontare degli aiuti che ciascun individuo potrebbe ricevere su base settimanale verrebbe stabilito direttamente dall'esercito israeliano. Il piano è stato presentato ai rappresentanti delle Nazioni Unite, Comitati Internazionali della Croce Rossa e delle organizzazioni non governative domenica a Tel Aviv. Tutti lo hanno giudicato irricevibile. Domenica sera l'Agenzia ONU per le emergenze umanitarie, OCHA, lo ha ufficialmente bocciato. Il documento che ci è stato presentato significherà che ampie zone di Gaza e al loro interno le persone con meno mobilità e più vulnerabili continueranno a rimanere senza rifornimenti. Contravviene ai principi umanitari fondamentali ed è concepito per rafforzare il controllo sui beni di prima necessità come mezzo di pressione nell'ambito di una strategia militare. Costringe i civili a recarsi in zone militarizzate per prendere cibo, mette a repentaglio vite umane, comprese quelle degli operatori umanitari, e rafforza ulteriormente gli spostamenti forzati di popolazione, recita la nota. Andiamo adesso, che ora è? Le 8, quindi noi ci fermiamo. Loredana Bertè e la Luna Bussò del 1979, ci ritroviamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Alle porte del buio, fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio, ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo avere pianto un po' per un altro no, che le disse il mare, che le disse il mare. E la luna bussò su 2 occhiali da sole. Quello sguardo non si accorse di lei, ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolò su champagne e caviale e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo avere pianto un po' per un altro no di un cameriere. Allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino, per potersi addormentare. E allora giù, fra stracci amore, dove al lusso la fortuna c'è bisogno della luna. E allora giù. Giù.
tra le ciglia di un bambino per potersi addormentare. E allora giù, stracci amore, dove il lusso, la fortuna, c'è bisogno della luna. E allora giù, 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 giù. E rieccoci alle 8, 5 minuti e 36 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa e andiamo a vedere le zappe che avete mandato al 340-670-9659, le zappe oddio santo, o WhatsApp che dir voglia, anzi. Walter, ciao Walter, ciao Antonino, Dannapedia, ok, Danna Papa, Danna Papà, vedi Barba Papà, ricordati degli amici, se eletto metti la maglia del Newcastle quando saluti i fedeli. Se mi eleggono però, allora, però io lo sai che sono rosso-blu perché sono con la maglia della Vibonese, tra l'altro ci dobbiamo giocare i play-off contro la Regina domenica, mi sa che, vabbè, diciamo niente, va. Ancora, finché i civili palestinesi non capiranno che è ora di finirla, di fare gli scudi umani di Hamas e se ne liberano, Israele fa benissimo a fare quello che sta facendo. Marco da Milano. Sì, tra l'altro aggiungerei una piccola cosa. È stupefacente il fatto che l'ONU si indigni, si impegni e poi getti la spugna con gran dignità quando le si dice: scusate, ma voi in tutto questo tempo gli ostaggi siete andati a visitarli? No. E poi diverte molto, si fa per dire che diverte perché è amara ironia, diverte molto il fatto che tutti gli ostaggi tornano e dicono non ci hanno dato da mangiare, ci hanno trattato come le bestie qua e là, e questi qui invece che si ingrassano rubando gli aiuti internazionali, questi signori che avevano i tunnel con il contatore della luce attaccato a quello delle sedi dell'Agenzia ONU per la Palestina, ok? Ecco, gente così poi si appella ai diritti umani. Gli stessi diritti umani che loro hanno negato a quei poveri cristi che hanno scannato, squartato, stuprato, ammazzato e messo nel forno, come hanno fatto con i neonati, il 7 di ottobre 2023. Perché vorrei ricordare che se il 7 di ottobre del 2023 questi galantuomini con la barba, si fa per dire galantuomini, non avessero scannato, squartato e messo nel forno poveri innocenti, vedete che non sarebbe successo nulla. Il popolo di Gaza è un popolo di parassiti che ha negli stipendi Hamas e il contrabbando unico lavoro che fanno. Vivono da decine di anni senza orgoglio di costruire qualcosa, visto nella visita fatta molti anni fa. Tunnel per portare di tutto, televisori al plasma un quinto che da noi. Avevano avuto un territorio con verde attività già fatte e hanno rovinato tutto. È vero, è così. È così, perché gli israeliani se ne sono andati, i coloni se ne sono andati piangendo, li ha cacciati da lì Sharon, il crudele Sharon, gli hanno dato un posto che era un posto con lavoro, possibilità di sviluppo, business e quant'altro, l'hanno trasformato in un cumulo di macerie. Sono stati loro a costruirlo così, a renderlo così. Ancora, buongiorno, come sempre alle elezioni ci va più o meno il 50% degli elettori. Sarebbe bene che una legge decretasse l'assegnazione di poltrone vuote per dare rappresentanza al partito di maggioranza, così che la minoranza sappia che al prossimo turno anche la loro poltrona potrebbe risultare vuota. PS, dare la possibilità vera di partecipazione a partiti o movimenti che hanno almeno 500.000 iscritti e non la raccolta di firme. Marco, ma diamogliela pure la possibilità di partecipazione a partiti e partitelli, però resta il fatto che ci vuole magari uno sbarramento al 4% o al 5%, perché se no davvero qui torniamo alla prima repubblica che partiti di 1 o 2 persone decidevano il destino del governo. Quanto all'idea del premio di maggioranza, non è una cattiva idea. Io sono sempre stato possibilista su questo, per cui sono d'accordo con te. Allora, vi dicevo del piano
presentato dalla Lega. Eccolo qua, il piano per gli stipendi. Parliamo un po' di stipendi adesso, che i soldi piacciono a tutti e mettono tutti d'accordo, e andiamo a vedere a pagina 2-3 di che cosa si tratta. Ecco qua, ne scrive l'amico Felice Manti: buste paga pesanti per chi fa impresa ma troppo leggere per chi ci lavora. Così su Il Giornale. Le differenze con la media OCSE a parità di potere d'acquisto sono colpa anche di scelte sbagliate del passato, dai tagli lineari ai bonus a pioggia senza controlli. Cosa scrive Felice? Non si possono aumentare i salari per legge. Alleggerire il carico fiscale per i datori di lavoro sì. Le buste paga sono troppo pesanti per chi fa impresa, troppo leggere per chi ci lavora. Un aumento di €1 del costo del lavoro genera solo 0,68 euro netti in busta paga per un lavoratore single con un salario medio, a fronte di una media OCSE di 0,86. E il paradosso certificato dal rapporto OCSE 2025: a parità di potere d'acquisto un italiano guadagna in media $41.438 all'anno, meno della Spagna in linea con Turchia e Polonia, contro i $45.123 di media, e ne costa 78.312, quasi il 10% in più della media OCSE di $71.277. La detassazione dei salari funziona se accompagnata a una congiuntura economica favorevole, quella che il centro-sinistra al governo ha più volte intercettato con soluzioni pasticciate. Dai bonus che hanno creato un buco di bilancio, vedi il super bonus 110%, alla selva di deduzioni e detrazioni che disperdono preziose risorse, fino al reddito di cittadinanza destinato a chi ha perso il lavoro e finito invece in mano a mafiosi, delinquenti e ai soliti furbetti. Anche la famigerata spending review, con i tagli lineari tanto strombazzata dalla sinistra, non ha portato alcun risultato. Anzi, in un accesso agli atti pubblicato dal Giornale, la Ragioneria dello Stato aveva ammesso alla Commissione europea che il risultato della spending review veniva preso in considerazione solo occasionalmente, senza valutarne costi e benefici, con conseguenze sciagurate sulla generale efficienza ed efficacia delle risorse allocate. L'opposizione ancora ieri straparlava della necessità di adattare in Italia un salario minimo, la risposta falsa al problema vero del precariato. L'Italia ha una contrattazione collettiva al 97%, il salario minimo di Confindustria è ampiamente superiore a quello individuato da sindacati PD e 5 Stelle, tra 9 e 10 euro. Servono più soldi in tasca ai 4,5 milioni di italiani con contratti inferiori ai 1.000 euro, sotto il 60% del reddito mediano, giovani ma anche over 50 espulsi dal mercato del lavoro e vittime di contratti pirata senza diritti come maternità, ferie e malattia. Come dice spesso l'ex ministro del lavoro Maurizio Sacconi, anche la precarietà non può essere abolita per legge. Dinamiche salariali che dipendono da un mercato ingessato e poco competitivo, senza quella formazione continua per aiutare chi è costretto a cambiare lavoro, ma anche avrebbe beneficio del recupero di forme negoziali troppo frettolosamente contingentate come i voucher. Disegno diverso è stato in questi anni l'approccio dell'esecutivo, tradotto in riforme dal vice ministro delle finanze Maurizio Leo. Abbassamento dell'IRAP e delle aliquote IRPEF, partendo dalla più bassa, dal 25% fino a 28.000 euro, con l'obiettivo di includere nella seconda aliquota del 35% e al più presto, magari grazie ai soldi delle rottamazioni delle cartelle, difficilmente esigibili nel 90% dei casi, i redditi di oltre i 60.000 euro, cioè quel ceto medio, spina dorsale del paese, che fa andare avanti l'economia. Il disegno di legge salari prevederebbe contributi zero per 3 anni per le imprese che assumono under 30, una flat tax al 5% per 5 anni per i nuovi assunti con reddito fino a 40.000 euro, che già esiste per le partite IVA sotto i 15.000 euro. Anche le risorse della lotta all'evasione fiscale sono aumentate perché è cambiato l'approccio. Non più demonizzare chi non riesce a pagare i debiti, ma colpire con durezza solo chi evade, elude e aggira all'erario con frodi e raggiri. Da qui la svolta con sanzioni e multe più leggere, depenalizzazione se chi non paga è incolpevole, vorrebbe pagare ma non ce la fa,
e una maggiore compliance tra contribuente e fisco. Altre risorse verranno drenate dalla selva del tax expenditure, che si mangiano oltre 156 miliardi tra deduzioni e detrazioni per lo più inefficaci, mentre resteranno quelle utili a stimolare il contrasto di interessi. La differenza tra fatturare o meno significa non pagare l'IVA, l'imposta più evasa d'Europa, ma quel 22% deve essere contendibile, non più solo appannaggio di chi preferisce incassare soldi in nero. Questo vuol dire in futuro incentivare un certo tipo di spese tracciabili e renderle detraibili per generare il circuito virtuoso alla base di un'economia sana. Quindi il sottosegretario Freni, sempre qua sul giornale, spiega il DDL leghista per gli under 30 assunti a tempo indeterminato, sgravi contributivi e IRPEF ridotta, salari più alti per i giovani nei contratti flat tax al 5%. Cosa dice appunto il ministro, il sottosegretario, scusate, Freni? Puntiamo sugli under 30 tra i più svantaggiati. Ai datori di lavoro garantiremo un esonero totale dei contributi previdenziali per 3 anni. Ai neoassunti con redditi fino a 40.000 euro daremo una flat tax al 5% per 5 anni, ha spiegato Freni. Una proposta che arriva nel pieno del dibattito sul lavoro e sulla questione salariale, argomento a cui l'opposizione di sinistra si aggrappa per cercare di insinuare delle crepe in maggioranza. Durigon aveva lasciato intravedere una sorta di ripristino soft della scala mobile, aumenti automatici legati al costo della vita, ma con compensazione parziale. Non si tratta di legare i salari all'inflazione, ma tenerne conto nella contrattazione, aveva spiegato. Freni intanto ha fissato un punto politico netto. Lo faremo valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva, ha chiosato, precisando che il perimetro deve essere quello della contrattazione, ma non ci sarà il ritorno della scala mobile. In buona sostanza, ha rilevato, con la nostra proposta i lavoratori potranno beneficiare di un anticipo dell'aumento che solitamente è agganciato al rinnovo dei contratti. Si tratta, ha proseguito, di una previsione che è già stata inserita in alcuni contratti collettivi nazionali come quello dei metalmeccanici. Il nostro obiettivo è di estendere questa best practice e ha ribadito la centralità della leva fiscale. Non si tratta di assistenzialismo, ma di favorire il contratto a tempo indeterminato. È inaccettabile che un ragazzo debba aspettare 3 anni, ha puntualizzato. Speriamo in bene, speriamo in bene. Andiamo a vedere le altre zappe che avete mandato nel frattempo al 340-670-9659. Certo che questa sinistra mondialista non sopporta proprio chi non vota per loro, come tornare alle leggi razziali o al non voto per le donne. Gianni da Brescia. Ancora Maurizio, ONU, inutile e falsa congrega di paesi musulmani e arabi, senza obiettivi di analisi. Bravo Trump a dire che è una vergogna e forse dovrebbe uscire. Marco, ancora, buongiorno. Ieri alcuni cardinali si sono sfogati col sito Silere Non Possumus, dicendo che la sala stampa vaticana filtra le notizie dando solo quelle gradite ai soliti sinistri personaggi. In aggiunta le risatine davanti alla testimonianza del grande cardinale Zen. Spero che lo Spirito Santo li fulmini con misericordia, naturalmente, Marco. Ce ne sarebbe da dire anche su certi siti con cui parlano certi cardinali, lasciamo perdere, va. Andiamo avanti perché a questo punto, visto che l'argomento è stato evocato, passiamo subito alla questione dei bambini che erano andati nella moschea a pregare. Ecco, c'è una sorpresa. E la sorpresa, che non è una bella sorpresa, è stata pubblicata da Libero questa mattina. Nella moschea dei bimbi pregavano pure i terroristi. Eccoci qua, pagina 7. In passato il centro è stato frequentato da estremisti accusati di essere reclutatori dell'ISIS. Espulsi 2 macedoni, su Ormoni boccia la scuola. Cosa è successo? La comunità, dalle nebbie del passato, scrive il collega Fabio Rubini, è riemerso un episodio piuttosto significativo che riguarda la comunità islamica Emanet di Susegana nel Trevigiano, la stessa dove i bambini della scuola per l'infanzia Santa Maria delle Vittorie di Ponte di Priula sono andati in gita.
I fatti si riferiscono al 2018 e diremo in seguito che da allora le cose in quella comunità sono molto cambiate, ma la notizia resta in tutta la sua purezza. A fine gennaio di quell'anno 2 frequentatori del centro islamico vennero espulsi dall'Italia perché sospettati di jihadismo. A finire nelle maglie delle forze dell'ordine furono Fikret e Berzat Daliposchi, due cugini macedoni di 45 e 43 anni che, secondo le indagini svolte allora, tenevano costanti contatti con imam salafiti e connazionali con precedenti per terrorismo internazionale. In particolare, i due vennero ritenuti essere non solo potenziali reclutatori di terroristi, ma veri e propri foreign fighters pronti a raggiungere la Siria per combattere nelle fila dell'ISIS. Per questo l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti, PD, firmò il decreto d'espulsione per i due, che vennero fatti salire su un volo per la Macedonia, e tanti saluti. Al tempo i frequentatori del centro restarono sorpresi e dichiararono a più riprese di non essersi accorti di nulla. In quegli anni il centro di Susegana era attenzionato dalla Digos come centro fortemente radicalizzato. Da allora, fanno sapere fonti del Viminale, quella stessa comunità si è normalizzata, tanto che oggi il centro islamico Emanet viene catalogato come dialogante. Insomma, la situazione pare notevolmente migliorata, anche se l'ombra di quel passato scomodo non potrà mai essere cancellata del tutto. Davvero non è grave, si è chiesto ieri il capo delegazione leghista all'Europarlamento Paolo Borchia, che quel centro islamico sia stato frequentato da soggetti vicini ai reclutatori salafiti? Davvero tutto questo va bene purché non si parli di presepi o crocifissi? Sempre dalla Lega arriva la voce della senatrice Mara Bizzotto. Portare i bambini di un asilo in una moschea, costringerli a pregare inginocchiati verso la Mecca non è educazione, ma un fatto sconcertante e gravissimo. A Susegana è stato superato ogni limite. Non possiamo accettare che le scuole italiane vengano trasformate in strumenti di propaganda culturale e religiosa. Questa non è integrazione, ma indottrinamento. Bizzotto se la prende anche con quegli esponenti del PD che avevano applaudito all'iniziativa. È assolutamente vergognoso. Sono gli stessi che vorrebbero togliere il crocifisso dalle scuole, ma che al contempo gioiscono se i bambini vengono portati in moschea a pregare con un imam. Anche l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Elena Donazzan, si interroga sull'accaduto. Un conto è l'educazione al rispetto, altro è confondere le identità culturali e religiose già a un'età così delicata. La vera questione, prosegue, è che oggi in Italia sempre più giovani coppie non battezzano i loro figli e nelle scuole molti bambini non conoscono nemmeno più il Padre Nostro. Stiamo assistendo alla progressiva cancellazione del nostro patrimonio religioso e culturale, cristiano e cattolico. Di questo bisognerebbe anche interessare una certa Chiesa pronta al dialogo e all'accoglienza. A interrogarsi sull'accaduto non c'è solo la politica. Se domenica si è assistita al botta e risposta tra comunità ebraica e quella islamica, ieri è intervenuta nel dibattito Soranna Moni Alfieri, esperta di politiche scolastiche. Che dei bambini visitino una moschea è comprensibile, soprattutto se la visita è inserita in un progetto di reciproca conoscenza tra comunità appartenenti a religioni diverse e abitanti lo stesso territorio. Che però, precisa Sormonia, la visita comprende un momento di preghiera ad Allah con tanto di foto postata su Facebook, lo trovo un gesto poco chiaro, poco onesto, poco rispettoso. Occorre davvero essere attenti e intellettualmente onesti, altrimenti tutto si riduce a polemica, gesto divisivo ed eclatante a favore di social. Ma non è questo il bene per i nostri giovani, non è questa la via da percorrere. Dell'argomento, sono le 8 e quasi 24 minuti, ha parlato anche Luca Zaia, il governatore del Veneto, e ora lo andiamo a recuperare perché mi è parso lievemente incazzato e credo anche con sufficiente ragione. Dov'è? Pagina 6, lo ha sentito Ara Borselli, eccola qua. Eccolo qui Zaia. I bimbi inginocchiati in moschea, siamo su Il Giornale, è stato oltrepassato il limite. Il governatore del Veneto, la visita ci può stare, ma se è mancato di rispetto a quelli di fede cattolica. Ah, finalmente qualcuno l'ha detto. Presidente, le è sembrata una bella idea? Vede, io parto da un dato, solo il 16% della popolazione mondiale si dichiara ateo.
vuol dire che l'84% degli 8 miliardi e mezzo di persone viventi crede in qualcosa. Quindi il dialogo interconfessionale è utile, serve a costruire una rete di pace, rispetto, comprensione reciproca. Del resto da molti anni la Chiesa Cattolica si batte per il dialogo, verissimo, mentre in altre religioni talvolta il dialogo e l'apertura costituiscono un problema. Si riferisce all'Islam? Beh, penso ad esempio alla mancanza di rispetto di molte persone che si identificano nell'Islam verso la donna. Molti episodi sono avvenuti anche nella nostra comunità. Tuttavia lei è favorevole al dialogo e alla conoscenza reciproca? Certo. E noi da ragazzini studiavamo la storia delle religioni e ci parlavano di monoteismo, politeismo, Islam, ebraismo. Le grandi religioni monoteiste hanno origini comuni. Quindi giusto visitare una moschea? Che ci sia una visita alla moschea ci può stare. Però dalle immagini che ho visto mi pare che li hanno fatti inginocchiare fronte a terra, rivolti alla Mecca, mimare una preghiera, ascoltare i discorsi dell'imam. Se passate il limite? Sì, per 3 aspetti. Primo, va rispettata la fede religiosa di chiunque. Immagino che molti di questi bambini provengano da famiglie cattoliche, se è mancato loro di rispetto. Secondo, non si è rispettato l'aspetto identitario. Se tu ti dichiari cattolico, ma anche se ti dichiari ateo, comunque la tua identità ha profonde radici cristiane, non può essere violata o cancellata. Terzo aspetto, quello della reciprocità. Noi sappiamo benissimo che abbiamo bambini musulmani che escono dalla classe nell'ora di religione, giustissimo. Immagini se un'insegnante cattolica avesse costretto dei bambini musulmani ad andare in una chiesa cristiana a pregare. Sarebbe scoppiato uno scandalo. Sì, sarebbe scoppiato giustamente. Nessuno deve essere obbligato a pregare un altro Dio. Poi c'è il problema formativo, importantissimo. Dal punto di vista formativo, questi sono bambini nell'età dell'imprinting, ce lo spiegava un grande scienziato come Konrad Lorenz. Assorbono tutto, ricordano e ne sono condizionati per tutta la vita. Non crede che questo episodio rientri in quell'idea secondo la quale tocca a noi integrarci nella loro cultura e non viceversa? Vede, anche questa operazione è figlia di identità profondamente cristiana, questo è il paradosso. Solo un cristiano può porsi il problema di non andare a urtare un musulmano. Noi siamo quelli del porgi l'altra guancia, siamo per il rispetto estremo della persona, benissimo, però dobbiamo evitare che questo inneschi un processo di autocastrazione identitaria. Anche perché, caro governatore Zaia, chioso quello che lei ha appena detto sulle guance, come diceva sempre il grande Andreotti, è vero che bisogna porgere l'altra guancia, ma nostro Signore previdentemente ce ne ha date solo 2. E questo vale anche per tutte le altre cose della vita. Che poi finiamo per autovietarci presepe e crocefisso. Presepe e crocefisso hanno ancora un profilo religioso, ma ancor di più un profilo identitario nella nostra civiltà. Follia vietarli o nasconderli. Ma in una società multietnica, quando una società multietnica diventa una spinta a nascondere le proprie radici per non offendere nessuno, non è più rispetto, è una forma di rinuncia collettiva. Senza identità non c'è integrazione, ma solo disorientamento e perdita di coesione. E le maestre si sono dovute mettere il velo. Le maestre avrebbero dovuto spiegare intanto che la Madonna Maria è l'unica donna citata nel Corano ed è molto rispettata dai musulmani. La religione musulmana ci insidia. Non dobbiamo aver paura delle altre religioni, i cittadini sono tutti uguali, ma ognuno ha la sua identità. Se vai in un ristorante indiano mangi il curry, se vieni da me mangi polenta. Niente da aggiungere alle 8, 28 minuti e 38 secondi. A questo punto io direi che possiamo fermarci e adesso ci sarà meteo, pubblicità e poi ci sentiamo un bel pezzo, Zucchero, il grande Babumba del 2004 e poi torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Bassa pressione sull'Italia con tante occasioni per precipitazioni nel corso della giornata. Al mattino tempo molto instabile e diffusamente piovoso al centro-nord. Eccezione fatta per Sardegna, Abruzzo e Molise dove sarà un po' più asciutto come pure al sud.
Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, ma qualche fenomeno intenso potrebbe aver luogo anche sulle isole maggiori e in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potete mai potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 40 408. Crema alla bava di lumaca e eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Grande
Grandissimo Zucchero, l'anno di grazia era il 2004 e questo era l'immenso pezzo, il grande Babumba. Che ricordi, signore e signori, ladies and gentlemen, qui alla rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà alle 8:36 minuti e 3 secondi. Come sempre Antonino Danna al microfono con voi, vi ricordo che per adesso potete mandare le vostre zappe 340 670 9659, amen. Dopo le 9 apriremo il telefono allo 02 92 94 7222. Sono le 8:36. Facciamo un patto. Io in 13 minuti vedo di svolgere quello che resta ancora, dopodiché ci sentiamo Alberto Bagnai per il Qui Parlamento e dalle 9 in poi telefono iperaperto. All right? Siamo tutti d'accordo? Sì? Awanas Gaps? Perfetto. Allora, passiamo alla Romania e il Corriere della Sera, trovandosi facendo, acchiappa il buon Simeon che, come sapete, si è beccato il 40% dei suffragi al primo turno delle elezioni presidenziali. È anche già molto presidenziale a vedere questa sua fotografia con la cravatta rossa dal sapore trampiano. La collega Alessandra Muglia lo intervista e dice Simeon che non c'è tempo per festeggiare, lo faremo quando la Romania eviterà la bancarotta e tornerà alla normalità. Si definisce l'unico candidato sovranista, ma per spuntarla al ballottaggio avrà bisogno di attingere al bacino di Victor Ponta, l'ex premier socialdemocratico, diventato sostenitore radicale della Romania First. È fortemente pronato, ma intende arruolare il grande escluso Calin Gheorghescu, che è apertamente schierato contro l'alleanza. Nessuno si aspettava un tale successo, è il segno che i romeni vogliono cambiare il governo. Avremo la stessa linea in politica estera dell'Italia, adotteremo la stessa strategia di Giorgia Meloni. Ma su alcune questioni non siete del tutto allineati con Roma, per esempio sugli aiuti all'Ucraina. Saremo nella stessa posizione solo se gli ucraini rispetteranno i diritti e le minoranze, perché abbiamo 500.000 di romeni lì e loro non rispettano i loro diritti in materia di chiesa e scuola. Cercheremo di imporlo alla parte ucraina, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda nel condannare la guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina. Sosteniamo una NATO forte e sosteniamo un'alleanza forte con l'amministrazione di Trump. Meno male che questo era il candidato putiniano, no? Veramente, i buoni e giusti, quando ti attaccano un'etichetta sei finito. Andiamo avanti, va. L'amministrazione USA sembra indicare che la difesa dell'Europa non è una sua priorità. Lei è a favore di Rearm Europe, il piano di riarmo dell'UE? Voterò contro il riarmo dell'Unione Europea perché per scopi militari abbiamo la NATO e non serve creare una nuova forma di alleanza militare. Ma è stato il presidente Donald Trump a sollecitare una maggiore difesa a livello europeo. Su questo non lo segue? No. A mio parere, il presidente Trump ha invitato tutti i paesi europei ad essere partner seri all'interno della NATO. Molti dei 42 paesi non contribuiscono adeguatamente. La NATO è vitale per la Romania, per la Polonia, per gli stati baltici per via della Russia. La Russia è in pericolo, ma il pericolo più grande sì, la Russia è un pericolo, ma il pericolo più grande è avere due blocchi geopolitici separati, avere l'Unione Europea e gli Stati Uniti come avversari. Il nostro obiettivo nell'ECR, il gruppo europarlamentare di conservatori e riformisti a cui appartiene anche Fratelli d'Italia, e come presidente della Romania, se confermata al ballottaggio, è mantenere unito il mondo libero, mantenere le relazioni transatlantiche, proprio come sostiene Giorgia Meloni. A Costanza, cavolo, lo voterei pure io a questo qua. Dov'è che si prende la cittadinanza rumena, veramente? Cioè, questo dice delle cose perfettamente occidentali, perfettamente per la libertà, per la NATO, per i valori dell'Occidente, e però passa per essere il porco, quello che l'ultradestra. Ieri io sentivo dei commenti, ragazzi, da strapparsi gli occhi. No, l'ultradestra in Romania, va bene, dai, su. A Costanza Sorin Dinca, presidente di un partito di estrema destra locale, ci ha detto che molti negazionisti come lui hanno votato per lei. La imbarazza questo?
Penso sia imbarazzante e folle l'idea di non riconoscere ciò che è successo. È stata una delle più grandi tragedie della storia mondiale, l'Olocausto. Come pensa di rendere la Romania di nuovo grande? Investendo e concentrandoci sulla nostra economia. Siamo sull'orlo del collasso. Dobbiamo ridurre le tasse, tagliare la burocrazia. Abbiamo bisogno di una riforma dello Stato. Che tipo di riforma? Dobbiamo ridurre il numero di municipi, per esempio. Abbiamo 1300 municipi e sindaci in Romania e abbiamo un piano per ridurli di 2/3. L'altro aspetto importante è reindustrializzare il nostro paese, iniziare a produrre di più qui. Abbiamo moltissimi minerali, abbiamo petrolio e gas naturale nel Mar Nero, abbiamo oro, rame, sale, abbiamo tutti gli elementi della tavola periodica di Mendeleev. Abbiamo terre rare che ora sono un argomento molto popolare. Quindi dobbiamo creare posti di lavoro ben retribuiti sfruttando questa ricchezza. Salvini è stato tra i primi a congratularsi ieri su Twitter, la spoglio ancora in corso. Anche Giorgia Meloni si è complimentata su WhatsApp. Mi consulto spesso con lei sulle nostre strategie politiche a livello di ECR. E da Washington e Mosca ho ricevuto un messaggio del Dipartimento USA della sicurezza interna. Non ho rapporti con Mosca e non voglio averli perché li considero dei criminali. Ora, uno legge questa roba e si pone questa domanda: ma un paese che ha l'oro, le terre rare, il petrolio, minerali pregiati, eccetera, 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 come fa a essere sull'orlo della bancarotta? E poi ti rispondi: 50 anni di dittatura comunista, più tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni. No, la Romania merita di più. Romania first, dai, forza e coraggio. Speriamo che ce la faccia, Simeon. Allora, questo argomento l'abbiamo affrontato e adesso direi che, ecco, io questa cosa la guardo e mi vergogno di essere un italiano quando leggo queste cose, perché questi non sono altro che i nipoti di quegli altri lì che nel 1938 mettevano la scritta fuori: questo negozio è ariano. Ecco, i loro eredi oggi mettono l'adesivo che è vietato l'ingresso agli ebrei. Però questi signori si dicono per la libertà, per i diritti, per la democrazia, in realtà sono dei fascisti, veri fascisti. E vedete, se posso permettermi alle 8:43:14, se posso citare il mio amato Leonardo Sciascia, il più bello esemplare di fascista nel quale oggi vi potete imbattere è colui il quale passa il tempo a dare del fascista a chi fascista non è. Compri? Antisemitismo sinistro, sulle vetrine compaiono gli adesivi contro gli ebrei. Vergogna, vergogna, vergogna. Dopo la lite fra la ristoratrice e la coppia di israeliani, i Propal regalano etichette con la scritta "sionisti non benvenuti". Alla taverna pure la Boldrini, si vergogni anche lei. Onorevole Boldrini, si vergogni, caldamente si vergogni. Non siete i benvenuti qui. Queste le parole uscite dalla bocca della ristoratrice che sabato ha allontanato dal suo locale 2 turisti israeliani, la cui colpa è stata quella di parlar bene del loro paese ad altri commensali presenti in trattoria. Nives Monda, proprietaria della taverna Santa Chiara di Napoli, in cui si è consumata la cacciata della coppia accusata di sionismo, è ormai diventata l'eroina della sinistra pro-palestina. Il video della discussione fra la ristoratrice e i turisti è diventato virale online, scatenando una nuova ondata di odio antisemita. Non c'è voluto molto prima che il solito gruppo di sostenitori di Gaza si riunisse davanti alla vetrina del ristorante al grido di Palestina libera. Durante il sit-in, la Monda ha affisso all'ingresso della taverna alcuni fogli in cui viene riportato il suo punto di vista sul conflitto a Gaza. Nel pomeriggio ha anche ricevuto la solidarietà della deputata PD Laura Boldrini, che ha definito surreali le accuse di antisemitismo rivolte alla ristoratrice. Io trovo surreale che la Boldrini sia in Parlamento, per esempio, però è la democrazia. E ha parlato di gogna mediatica contro la donna. Boldrini però non ha aperto bocca quando alcune decine di esaltati Propal, con la scusa di portare la loro solidarietà alla compagna, hanno distribuito adesivi contro Israele da apporre sulle vetrine degli esercenti della zona.
Napoli è con Gaza al 100%, Zionists not welcome, si legge sugli sticker, al cui centro compare la bandiera della Palestina. Siete degni eredi delle leggi razziali. Siete gloriosi eredi delle leggi razziali. È così che la campagna di intolleranza contro Israele sembra aver raggiunto un nuovo livello, appena antecedente a quei macabri cartelli che campeggiavano sulle vetrine degli negozi negli anni 30. Ingresso vietato agli ebrei. No, è lo stesso livello. Ma se l'orribile spettacolo a cui si è assistito ieri nel centro del capoluogo campano non fosse sufficiente, sui social i paladini del pensiero unico non si sono tirati indietro dal difendere la proprietaria del ristorante. Siano ben accolti ovunque gli israeliani che lottano contro apartheid e genocidio, ha scritto Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per la Palestina, ben nota ai lettori di Libero per le sue posizioni contro lo Stato di Israele. Un ritornello ormai trito e ritrito in cui, guarda caso, gli orrori dei tagliagole da Hamas non trovano mai posto. Ma stavolta c'è un passaggio ulteriore. Possano tanti esercenti seguire l'esempio della taverna Santa Chiara. Insomma, fuori dai locali chi sostiene Israele. Un incitamento pericoloso che rischia di trovare terreno fertile in quella melma che si nasconde nel sottobosco dei social network. Nelle risposte ai post del ristorante Santa Chiara e di quanti hanno preso le sue parti, si può incappare nella peggiore versione dell'odio antisemita moderno. Il tono è il seguente: ogni esercizio commerciale dovrebbe scrivere all'esterno: questo locale sostiene la Palestina e il suo diritto di esistere contro ogni genocidio e sionismo. Saranno loro stessi a non entrare. I like sono centinaia, le risposte ve le risparmiamo per senso di decenza. Come questo sono decine i commenti che riportano alla mente slogan che sembravano lontani ormai nel tempo. Eppure, stando alla versione della ristoratrice apertamente pro-Pal, la parte lesa della vicenda sarebbe lei. Siamo stati vittime di un episodio a scopo intimidatorio, ha scritto sui social, annunciando l'intenzione di sporgere formale querela contro la coppia di clienti colpevole di aver registrato e diffuso il diverbio. Dopo che marito e moglie si sono recati dai carabinieri e che la titolare ha denunciato le minacce subite, in procura si attende di capire se ci siano gli estremi per procedere penalmente. Intanto a improvvisarsi avvocato è stata Selvaggio Lucarelli. No, Nives Monda non ha cacciato 2 israeliani dal suo ristorante, ha sentenziato la giornalista. I 2 infatti prima di essere allontanati in malo modo avrebbero consumato il pranzo. Tanto basta per archiviare il caso. Evidentemente a stomaco pieno accuse e insulti si digeriscono meglio. Anzi, c'è di più, la coppietta di vittimini così definita alla Lucarelli avrebbe orchestrato tutto per scatenare l'inferno contro la signora rea di non tifare per il genocidio. Tutto progettato con cinica lucidità, insomma. Infine il tocco di ipocrisia che prova ad accarezzare le corde della compassione. I 2 israeliani sono in vacanza in Italia a pancia piena. Nel frattempo Israele dal 2 marzo nega gli ingressi di aiuti alimentari, sanitari ed energetici a Gaza. La popolazione sta letteralmente morendo di fame. La solita ricostruzione semplicistica in barba alla complessità del conflitto in corso e ai migliaia di giovani e bambini israeliani massacrati da Hamas. Ma tanto quelli non contano mai. Beh, io non andrò a mangiare a questa taverna Santa Chiara, io non vado, faccio esattamente come un altro napoletano, visto che parliamo di apartheid. C'era un altro napoletano che nel 1978 stava girando un film in Sudafrica e nel 1978 in Sudafrica esisteva un fortissimo apartheid rigidamente controllato. Un bel giorno quel napoletano con tutta la troupe entrò dentro un ristorante a Città del Capo e siccome tra i presenti della troupe c'era un bambino dalla pelle nera come il caffè, beh, gli dissero che se ne potevano andare. Quel napoletano non fece una piega, si alzò e gli disse: benissimo, non c'è problema, ce ne andiamo. Quel napoletano si chiamava e si chiama ancora Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. Imparate cos'è l'apartheid. Va bene, le 8:50 minuti e 12 secondi, qui Parlamento. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705. Ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme? Che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere. Lo potete tenere inserito giorno e notte a finestra aperta o chiusa senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E rieccoci alle 9:04 e 23 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Intanto vi devo dare una comunicazione di servizio. Oggi alle 16, dopo una breve pausa, torna Alessandra Mori con Pop Economia Rumore. Oggi si parlerà anche di conclave, ma non solo, c'è tanta roba molto croccante. Ci sarà ancora una volta il mitico professor Marcello Gualtieri, ci si addentrerà nei meandri dell'economia. Insomma, sintonizzatevi e non perdete questa puntata. Allora, chiudiamo questa rassegna stampa con questa notizia che arriva da La Verità di stamattina, perché oggi si insedia il governo Merz, che prende quindi il posto di quello guidato da Olaf Scholz, un governo che in ogni caso nasce senza riuscire a raggiungere la maggioranza e che di conseguenza sarà sempre e comunque in bilico. Immaginate che razza di navigazione attende quest'uomo. E allora la notizia invece è quella sull'AfD, uno spionaggio da 70 milioni di euro, così i servizi hanno braccato AfD. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha sorvegliato il partito di Weidel e Krupalla mediante intercettazioni telefoniche e digitali, infiltrazioni e una rete di informatori, spendendo una vagonata di denaro. Pensate, la notizia bomba dello scorso 2 maggio, cioè il fatto che AfD è stato classificato come estremista e incostituzionale,
La notizia bomba è figlia di tre padri. Uno riguarda il precedente del 21, quando l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, BFV, cioè il controspionaggio, rilasciò un primo documento definendo AfD caso di sospetto estremismo. Il secondo è la sentenza del maggio 2024 della Corte amministrativa di Münster, che di fatto bollinò come vero il report di 3 anni prima. La Corte ha così dato l'autorizzazione a BFV per avviare le attività di sorveglianza invasiva del partito. Il terzo genitore del Maxi Report, reso noto pochi giorni fa, è però la strategia complessiva del governo. Un tema più ampio che sta nel controllo da parte degli apparati contro le minacce ibride, bot russi, infiltrazioni, valutazione delle idee politiche, che da un lato ha aperto una crepa nella democrazia dell'Occidente, dall'altro ha pompato risorse nei budget di chi controlla. Da un anno a questa parte le risorse complessive per l'intelligence tedesca sono arrivate alla cifra monstre di 4,3 miliardi di euro, comprese le attività di servizi esteri e quelli informatici. Nuove assunzioni, nuove tecnologie. Da un lato un'evoluzione sacrosanta, visto che adesso si combatte anche nella quinta dimensione del cyber, ma ciò ha portato la capacità di spesa di BFV poco sopra i 680 milioni di euro, in buona parte per braccare agenti stranieri, complotti, evitare attentati. Con più fondi BFV ha però potuto così spendere quasi 200 milioni in un anno per monitorare probabili agenti stranieri, infiltrazioni nelle istituzioni, attività considerate estremiste. Qui rientra la questione AfD. Circa un terzo di quest'ultima somma, valore confermato dagli analisti di De Bouillet, è andato all'ultima voce, tradotto più o meno 70 milioni di euro, 140 miliardi delle vecchie lire, sono serviti per controllare AfD, monitorarlo, redigere il report. La cifra non stupirà gli addetti ai lavori, perché le autorizzazioni legali del 2024 hanno permesso intercettazioni telefoniche e digitali di membri e affiliati, ma anche l'utilizzo di informatori e agenti infiltrati. Il rapporto del BFV sostiene che la retorica AfD violi la dignità umana svalutando segmenti della popolazione, in particolare migranti e musulmani, affermazione corroborata dalle dichiarazioni pubbliche e dalle proposte politiche del partito, come i piani di reimmigrazione discussi in un incontro di Potsdam del 2023. Ora il ricorso presentato ieri dalla Weidel mira proprio a entrare nel merito e dimostrare che le parole, anche qualora fossero ardite, non hanno mai generato attività al di fuori dell'ordine democratico, non hanno mai prodotto azioni sanzionabili dal codice penale. Un dettaglio non da poco che ci porta a valutare con attenzione la strada intrapresa dalla Germania. Tanto più che il tema, come abbiamo visto dalle cronache dei giornali, si pone anche in Francia e Romania. La capacità del BFV di schierare agenti provocatori, agenti che si infiltrano nel partito per incitare comportamenti radicali o seminare discordia, potrebbe manipolare la traiettoria dell'AfD. L'apparato di intelligence tedesco, composto da 19 agenzie federali e statali, è tra i più grandi d'Europa, con un bilancio di 4,3 miliardi, stando ai dati forniti al Ministero dell'Interno. Questa capacità consente operazioni sofisticate, compresa quella di moderare la piattaforma politica di un partito per allinearla alle norme dell'establishment, erodendone il carattere distintivo, o al contrario alimentare le divergenze e spaccature interne, con la conseguente possibile spaccatura in micropartiti. Non è un caso che anche a Berlino si discuta del tema. In fondo è difficile tracciare la linea sottile che divide il controllo dell'intelligence dalla repressione politica. È chiaro quindi che anche se la Corte Costituzionale dovesse abbracciare l'ultimo report dei servizi tedeschi contro AfD, nessuno adesso è in grado di prevederne le conseguenze, salvo quelle tecniche. Ad esempio, in caso di certificazione di estremismo, il partito della Weidel si troverebbe senza fondi pubblici, riceve circa 12 milioni l'anno, visto che ha superato il 20% di gradimento. L'incognita sta nelle reazioni dei sostenitori e partiti gemellati all'estero, a cominciare dalla coalizione dei conservatori e riformisti europei. Nel secondo caso, ambito geopolitico, ci basta ricordare le parole del segretario di Stato Marco Rubio e del vicepresidente USA J.D. Vance.
i quali hanno puntato il dito sul rischio antidemocratico. Nel primo caso, la reazione alla repressione dell'establishment potrebbe portare a altro sostegno alla destra, soprattutto in Turingia e Sassonia, dove AfD è vicino al 40% dei consensi. Länder che sono più colpiti dalla disoccupazione e più ostili alle politiche del governo federale, che indubbiamente hanno contribuito all'attuale crisi economica. Un esempio su tutti? Il modello socialista della transizione green. Criminalizzando le idee di un partito si può così ottenere non solo l'effetto opposto, ma anche contribuire alla spaccatura della società. Chi lo spiega ai tedeschi che mentre il budget per l'intelligence è cresciuto del 7%, pesando per oltre il 9% sul totale, i fondi per lavoro e affari sociali sono scesi di 2 miliardi? Un conto è usare i soldi contro potenze straniere che si infiltrano, un altro per controllare i propri cittadini. E con questo 0292947222, se volete intervenire attraverso il telefono o se preferite 340 670 9659. Da questo momento i vari mezzi di comunicazione della radio sono aperti e a vostra gentile disposizione, non c'è assolutamente problema. Anzi, fermiamo pure la condivisione dello schermo perché tanto non ci serve più e ecco qua e andiamo avanti così. Or dunque, vediamo cosa sta arrivando di bello. Intanto si sono fatte le 9:12 minuti e 46 secondi. A proposito della preghiera in moschea, lei ieri ha detto una grande verità affermando che questi sono i frutti che la Chiesa bergogliana incomincia a raccogliere. Una volta tanto sono pienamente d'accordo con lei. Buona giornata, Gino. Te lo ripeto pure oggi, questi sono i frutti avvelenati del bergoglismo. Mi spiace dirlo, ma è così. Ancora, Simeone aveva partecipato a un congresso dei sovranisti organizzato dalla Lega prima delle elezioni europee. Parlò della von der Truppen e mi fece scompisciare. Ciao Silvio da Torino. Abbiamo 3 telefonate, le prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là? Pronto? Sì, Mario, ciao. Buongiorno. Vede, Danna, io sono uno che ha studiato abbastanza la storia, non ho una cultura enciclopedica, ma diciamo me la cavicchio. Nemmeno io, per cui. Come? Nemmeno io ho una cultura enciclopedica, quindi dimmi tutto. No. Allora, vedi, io già il discorso in questa radio l'ho affrontato altre volte. I tedeschi che ci hanno dato tantissimi grandi menti, ci hanno dato Kant, ci hanno dato Hegel, ci hanno dato Bach, Beethoven, Goethe, Schiller, per carità, però nella loro storia ci hanno anche dato il nazismo, il comunismo e 2 guerre mondiali. Quindi è un paese, è un popolo che ha la tendenza a ripetere sempre gli stessi errori. Vedi, a differenza di noi italiani, gli manca l'elasticità mentale, sono un popolo ottuso, nel senso che noi abbiamo 3.500 difetti noi italiani, però sappiamo sempre cavarcela nei momenti e sappiamo essere flessibili. Noi l'abbiamo istituzionalizzata la destra, l'estrema destra, l'abbiamo incanalata la protesta, facendo quello che vogliono fare, cioè mettere fuori legge un partito che ha 10 milioni di voti e che probabilmente i sondaggi danno già il 26%, quindi 12-13 milioni di voti. Loro dimostrano la loro stupidità e la loro ottusità, perché tu la protesta la devi incanalare, istituzionalizzare. Se gli dai responsabilità di governo, poi le destre cosiddette estreme si moderano, si istituzionalizzano, si incalano nella protesta. Invece loro cosa faranno? Che a lungo andare faranno milioni e milioni di disperati e ricadranno in una nuova Weimar, nuovi disordini sociali, i 70 anni di pace che avevano avuto non ce l'avranno più, ricadono sempre negli stessi errori, non c'è un cazzo da fare. I popoli hanno delle caratteristiche, non dico razziali, però hanno delle forma mentis che sono inestinguibili. E sono così, loro ricadono sempre negli stessi errori per mancanza di elasticità mentale. Purtroppo per loro sono ottusi, non c'è niente da fare. Ciao caro.
Grazie. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Sì, Antonino, sono Walter, ciao. Oi, buongiorno. Ciao Papa Antonino. Sì, Ascolta, amen. volevo due cose. Primo, Dimmi. mi spieghi come funziona la legge Mancino? Perché se io offendo per razza una persona, possono denunciarmi, ma se io vieto per appartenenza, per razza, perché un sionista o un ebreo, possiamo definire la razza ebrea, nessuno mi dice niente, un magistrato, qualcuno che interviene. Spiegami la legge Mancino. La seconda cosa è questa: hanno speso 70 milioni di euro per incastrare AfD. Dal libro di Gianfranco Miglio, Io, Bossi alla Lega, c'è una situazione dopo il congresso di Assago nel quale congresso Bossi spinge moltissimo sull'autonomia, sulla separazione, insomma, ce ne andiamo dall'Italia. Cossiga, amico di Miglio, incazzato come una biscia, lo scrive Miglio, non lo dico io, chiama Miglio e dice: senti un po', ma proprio da cattivo, scrive Miglio, se a quel coglione di Bossi non gli dici di smettere con queste puttanate, digli che gli faccio trovare la macchina con dentro 40 kg di cocaina e lo sbatto in galera per tutta la vita. Parole di Gianfranco Miglio. Leggere il libro. Sì, me la ricordo sta storia che gli voleva mettere la droga in macchina a Bossi, è vero. Perfetto. Come sempre, noi italiani, tornando a Mario, che ha parlato prima, soltanto con un po' di droga nella macchina fermiamo un partito. Questi hanno speso 70 milioni di euro. Ma quanto sono coglioni i tedeschi? Scusami Antonino, questa è una conclusione pragmatica. Ciao Antonino. Grazie. Allora, visto che citiamo la legge Mancino, dispositivo dell'articolo 604 bis del Codice Penale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito a: con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi, la multa fino a 6.000 euro, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. B, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Non ho altro da aggiungere. Pronto, chi è là? Da Ostia. Ciao Gino. Sì, perfettamente, vai. Non voglio telefonare tutti i giorni, però vedo che a volte mi trovo sempre all'ultimo e non posso esprimere le mie idee. Ecco, quello che voglio tornare sul discorso dei giovani. I giovani che sono immaturi, i giovani che sono violenti, i giovani che sono disadattati, tutto qui. E ecco, diciamo, perché questi giovani, perché non ripristiniamo il servizio di leva come una volta? Il servizio di leva di 12 mesi sicuramente a 18 anni li matura molto, E oltretutto, oltre a maturare loro come persone, oltretutto ci permette anche a noi di avere una forza militare più ampia, più forte, senza spendere tanti soldi. Questo è un mio modo di vedere le cose sui giovani. Tutto qui. Ecco, la ringrazio. Grazie. Grazie a te. Sì, ci sta a reintrodurre il servizio di leva, anche se non è la panacea a tutti i problemi, perché se uno va a leggere su Facebook quello che qualche ultra sessantenne che ha fatto il servizio di leva, che prima si scaglia contro i giovani dicendo che sono una manica di debosciati, poi basta vedere quello che scrive per commentare una sua coetanea o una ai 40 anni che posta una fotografia, e uno dice: ma questo da che razza di circo è scappato? Per cui non diamo poteri taumaturgici alla Naia. Certamente era però
una scuola che dava della precisione, dava un certo modo di inquadrare la vita, dava soprattutto l'idea che nella vita esistono delle regole, esiste una gerarchia e come tale deve essere rispettata se vogliamo andare da qualche parte. Poi qualcuno dice, beh, la naia è fare difficile il facile attraverso l'inutile. Non lo so. Penso che in ogni caso servisse anche a far conoscere gli italiani tra di loro e a far conoscere l'Italia a tanti che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità nemmeno di rendersi conto che siamo un paese pieno di sfumature. 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 340 670 9659. Ma chi telefona è abbonato perché sono sempre gli stessi tutti i giorni. Francesco, beh, telefona pure tu e così non saranno più gli stessi. Stefano, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Ma i servizi segreti tedeschi sono gli stessi che non si sono accorti che gli bucavano il gasdotto e che erano impegnati a correre appresso all'AfD. Maurizio, cosa dire dello sciopero politico nei trasporti di oggi? Bravo. E di questo mese? Dopo anni di silenzio colpevole, oggi che si sta migliorando si sciopera e gli aumenti mai avuti prima non bastano. C'è chi crede ancora in questo isolato sindacato, purtroppo caduto così in basso che altri ricordi avevo. Ma io comincio a pensarla veramente come la Thatcher, che contro i sindacati bisogna tenere duro. Abbiamo 2 telefonate, pronto chi è là? Sì, pronto? Buongiorno. Io volevo dare tutta la mia stima e la mia solidarietà, ma soprattutto la mia stima alla signora Liliana Segre, che un po' in ritardo però ha avuto il coraggio di dire che il governo sionista di Netanyahu, cioè il governo israeliano di Netanyahu, sionista, è una cosa abominevole, sta facendo una strage. Infatti anche la popolazione, cioè il popolo ebreo di Israele, è contro il suo governo. Grazie mille signora Segre, anche se un po' in ritardo. Grazie, buongiorno. Israele non è solo il popolo ebreo, lei ha detto un'enorme castroneria. Tra l'altro aggiungerei una cosa, rispettabilissimo quello che ha detto la signora Segre però nell'intervista del Corriere della Sera, che lei evidentemente ha letto solo per la parte che le dava più gioia, ha detto anche, ha estremamente condannato Hamas, quei tagliagole porci che non sono altro, e quello che hanno fatto il 7 di ottobre. Ma lei non ha detto nemmeno mezza parola su questo. Ne prendiamo atto. Andiamo avanti su ciò. Altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto, sono io? Sì. Pronto, Alberto da Varese, buongiorno. Buongiorno a te. Su quello che ho sentito prima di striscio, diciamo, su quel signore che parlava della magnificenza di fare la naia, diciamo. Io l'ho fatto militare, l'ho fatto come volontario nei Carabinieri e sono stato in base militare a Decimomanno per 11 anni. Con quello che ho visto dico no, secondo me un esercito si forma con un senso di appartenenza, non con l'obbligo di mandare dei giovani a morire per servire dei vecchi che hanno delle velleità combattenti. Faccio mio le parole di Tamborini, quello di Radio 24, che dice: chi ha queste cose ci mandasse prima i suoi figli e i suoi nipoti, perché per combattere uno deve credere in qualche cosa. Se uno non crede nel proprio Stato, nel proprio governo, nelle motivazioni di queste eventuali guerre, cioè devo combattere per la von der Leyen, devo combattere perché in Belgio i russi hanno buttato un missile, ma posso dire che non me ne fotte niente, ma perché a loro probabilmente non gliene fotte, non probabilmente, sicuramente non gliene fotte niente se succede qualche cosa a noi. Il vero pericolo ce l'abbiamo dentro casa, ma lo sappiamo, poi non possiamo dirlo perché non è politically correct, ok? Per cui no al militare, no fatto così, no i soldi buttati via. Chi ha lavorato come me nelle basi militari sa perché. Non voglio dire niente, ma quando il giudice Casson aprì il pentolone delle mani pulite militari lo chiuse subito perché probabilmente c'era il colpo di Stato di mezzo, ma di soldi se ne buttano via, se ne sono buttati via una montagna, per cui fatto così il militare non serve a nulla, serve se uno ci crede. Mi viene da dire una cosa, poi chiudo, quelli che Hamas combattono, cioè siamo convinti che buttandogli le bombe questi si fermano, no, avranno sempre più addetti, perché
ammazzi il figlio, ammazzi il nipote, ammazzi il parente e farebbero quello che faremmo io e che farebbe lei. Cioè, se uccidono un figlio, ovviamente ha un motivo per combattere, per vendicarsi, ma se no perché lo devo fare? Cioè, fatto così, secondo me basterebbe che liberassero gli ostaggi, perché non lo fanno? Basterebbe che liberassero gli ostaggi, ma è giusto quello che dice lei. Perché non lo fanno? Cioè, è giusto, io assolutamente non sono per la condanna di Israele perché fa quello che fa, per me fa bene, vorrebbe buttare la bomba atomica, dico una cosa che tanto io lo posso dire, non me ne frega nulla di quella gente lì, ma non me ne frega neanche niente di un'Europa o di un eventuale, le dico, olandese a cui magari qualcuno pesta i piedi. Perché? Perché questo è dell'Italia, degli italiani, non gliene fotte niente, cioè non c'è un'Europa. Io crederò nell'Europa quando andremo alle Olimpiadi con una bandiera sola, allora siamo europei. Ma se no c'è la Francia che fa il suo, c'è l'Olanda che fa il suo, c'è l'Olanda che ci bacchetta perché abbiamo troppe spese, perché loro sono quelli bravi, però poi in guerra ci deve andare l'esercito comandato dai francesi e dai tedeschi con i soldati italiani. Anche no. Io ho 2 figli, me li tengo stretti, che verrà a prendermi se mai dovessero fare sta cosa. Poi succede quello che succede, però tutto quello che ho è lì, capisci? Non è da dire no, ma facciamo il militare perché si educano, ma chi lo educa? Il sergente Rompiglioni, non so se lei se lo ricorda, Sì. Ecco, però abbiamo questi livelli qui, ecco, quasi sempre. Tolto Vannacci, che per me mi piace, l'ho votato, sono convinto, eccetera, eccetera, però la lotta è proprio culturale, non è metti un fucile in mano a uno che non gliene frega niente, perché metti uno che devi far fuori. Poi diverso è se qualcuno ha deciso che siamo in troppi e quindi bisogna farne fuori la metà, ok, va bene, però è un altro disegno. La saluto e ascolto per radio, buona giornata. Grazie, altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Vado, ciao, Antonino Pier dalla Romagna. Pier, buongiorno a te. Sentono voci con accenti differenti. Beh, è una goduria, questo è il bello della radio. No, ma soprattutto di far sentire che c'è un popolo, no? Allora, la cosa che volevo riflettere era molto semplice. È l'accusa, ma voi siete al governo. Allora, Trattoria di Napoli, l'AfD, Simeone in Romania, Trump, i bambini in moschea e tutti i racconti che ogni giorno si devono fare, dice vabbè, ma voi siete al governo. C'è quasi la percezione che chi fa questa battuta non abbia ancora capito, purtroppo, e questo è un guaio per tutti, che esistono dei poteri, e l'hai dimostrato tu raccontando quanto si spende per indagare sugli altri invece di aumentare gli stipendi dei lavoratori in Germania, che detengono dei poteri che non si smuovono con la democrazia, cioè il voto libero, eccetera, eccetera. Purtroppo stiamo comprendendo una cosa bruttissima, partendo da De Gasperi a oggi, no? Tanto per capirci, che il voto democratico, che è quello che dovrebbe governare i popoli, continua a pesare di meno. Ecco, allora noi dobbiamo rispondere a questa gente. Voi tutti gli immigrati del mondo, non accusare me se voglio fermarli. Voi che si rubino nelle metropolitane, nei mezzi pubblici, che si occupano le case, che ognuno faccia quello che gli piace, oppure voi più sicurezza e più diritti per i cittadini che ogni giorno soffrono questioni di questo tipo, che devono andare dai carabinieri a denunciare le cose perché c'è quello che ti taglia il pneumatico, quello che ti fa la scritta sul cofano della macchina e tutto questo mondo qui. Allora, o decidiamo di andare verso un ordine che sia un ordine giusto, che sia un ordine vero, che sia un ordine basato sul rispetto degli altri, o se no tutto andrà a ramengo. Allora la riflessione è questa: se voi non condividete quello che fa l'attuale governo, invece di dire queste stronzate, raccontateci come lo vorreste voi. Io ho un dubbio, e penso che ce l'avrai anche tu, che non sanno cosa raccontare. Ma certo che non sanno cosa. Ciao, certo che non sanno cosa raccontare. Grazie Pier. Parlano semplicemente di banalità, non lo vedi? E staranno all'opposizione per i prossimi 30 anni, questo è poco ma sicuro. Che ne possano dire e scrivere dicendo che prenderanno il governo nel 2027
Pure io vorrei uscire con Monica Bellucci, ma non mi telefona mai. E loro sono nella stessa condizione. Quindi va bene. Mi scuso con le 2 telefonate in attesa, ma devo chiudere. Adesso liberamente con Giovanni Sallusti e poi dopo torniamo con la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini. A tra poco.